Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia e grazie Radio Libertà. Noi siamo candidati di un'associazione di volontariato che si chiama Ufficio Rapporti Sociali e ci troviamo con l'ufficio direttamente a None in via Volvera 3. Chi ci deve chiamare, chiedere informazioni, sapere come stanno le cose, deve telefonare al 328 07 15 232 o inviare una mail a ufffrapportisociali@libero.it minuscolo e ci trovate il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 con tutto il personale che avete bisogno. Siamo al servizio dei cittadini con volontari che danno la loro prestazione gratuitamente. Quindi ringraziamo Radio Libertà che consente a noi e a tutti i nostri collaboratori di potervi parlare e dire. Quindi se volete chiamare la Radio Libertà c'è 02 92 94 7222 oppure per telefonare i messaggi 340 67 09 659. Noi trattiamo nel nostro ambiente in questo ufficio patronati, quindi con pensioni, reversibilità, riconteggi, eccetera, servizi di emergenza abitativa, ACT, bonus vari, eccetera, legale con informazioni per vertenze civili, penali, sociali, eccetera, condominiali con problemi riguardanti le vertenze, le visure, le registrazioni, i passaggi di proprietà, eccetera, con CAF e patronati proprio nella stagione che siamo. Chi è che fa parte della nostra associazione? Dei club che sono presenti per quanto riguarda le automobili, c'è l'Automobile Club Padania Piemonte, l'Automobile Club Canavese, Registro Padano dei Veicoli Storici, Moturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici. Poi abbiamo anche dei gruppi di disabili e di persone che hanno problemi, come chi? Per esempio l'Associazione di Diversamente Abili Senza Limiti e l'altra è un'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Oggi penso che parleranno con noi sia i responsabili dell'Associazione dei Senza Limiti che abbiamo Achille Boeris che ci parla sempre di cose interessanti che succedono sia a Torino in Piemonte, che essendo un ex arbitro molto importante ci parla anche delle ultime novità, per quanto ci sono delle condizioni che io non riesco a spiegarvi, ma lui è apposta il primo che parla e quindi è quello che crea l'attenzione alla nostra associazione, mentre invece gli altri che oggi io cerco di finire per ascoltare, gli altri che oggi ci ascoltano, per quanto riguarda più o meno la seconda parte che si riferisce ai problemi del nostro sport, cioè il nuovo codice della strada, dove io chiedo a, per esempio, Claudio Lipodio, che è il presidente dell'Automobile Club Padania, e soprattutto all'ingegner Diego Cudia e all'architetto Arturo Calligaro. Perché? Perché Claudio Lipodio li gestisce sapendo più o meno, anche se, oltre che stare in Italia, anche all'estero, come stanno le condizioni. L'ingegner invece Cudia stavolta dovrà parlare un attimo in più, mi spiace rubargli il tempo, perché voglio sapere, visto che lui è il personaggio che riguarda l'Europa, quindi quello che succede, per esempio, con il nuovo cartello stradale, un rombo bianco su sfondo blu,
forse anche in Italia. Cioè, cosa significa? Sia ad Arturo che all'ingegnere che a Claudio, io mi permetto di dire che quello lì è un nuovo cartello stradale che si sta diffondendo in Europa. È un simbolo dei tempi moderni e dei nuovi modi in cui si concepisce la mobilità quotidiana, già attivo in Francia, Spagna e Germania, oltre che negli Stati Uniti e in Canada. Il cartello OHV dà nuove possibilità per non congestionare il traffico nelle ore di punta. Quindi dice vediamo come funziona, perché il segnale è un rombo bianco su fondo nero. Quindi io mi do dato da fare, ma non capisco quello che dico. Quindi Claudio Lipodio, tanto ti saluto, ti ringrazio di essere presente perché dovrai ascoltare. Io ascolto voi, ma tu sei quello che capisce meglio di me queste cose. L'ingegner Diego Cudia, voglio che ci spieghi bene sta storia, perché poi tornerà anche in Italia. E lui, per quanto mi sono permesso io di dirvi Francia, Spagna, Germania, aggiungo anche Inghilterra, è l'unico personaggio conosciuto proprio in quelle nazioni dall'Italia, ok? Quindi Arturo, tu sei quello che farai la mia parte e adesso iniziamo, scusate, la trasmissione con Achille Boeris, perché è quello che ci dà la gioia di assistere al sabato a quello che dobbiamo dire. Ci sei? Sì, ci sono. Buona allora, giornata a te. Grazie. Mi raccomando, fai quello che devi fare, c'hai il tempo che vuoi e noi ti ascoltiamo, e poi sai che c'hai sia Gianni Ferigo che ci parlerà dei nostri disabili e poi passeremo direttamente ai problemi degli automobilisti. Vai. Innanzitutto saluto i radioascoltatori, buona giornata calda, e alle persone non più giovani dico bevete come sto cercando di fare io. E giovedì sono stato alla cena dell'associazione Cena Ex del Basket. È stata una bellissima serata perché c'erano allenatori, giocatori e arbitri tutti uniti intorno a un tavolo. Eravamo lì non per dirigere partite, ma per trovarsi in compagnia. E a questa cena ha partecipato la persona che ha giocato nella nazionale italiana più vecchio d'Italia, che ha più di 100 anni, ed è stato festeggiato da parte di tutti. Diciamo, domani siamo con Luigi alla festa dell'associazione Senza Limiti, dove ci sarà un'estrazione e consegna dei numerosi regali che Gianni ci procura, tutto per finanziare la loro attività sportiva. A proposito di questo, ricordo anche il libro che ha scritto Gianni di Maurizio, dove sono descritti i problemi della famiglia e del figlio durante la sua vita. Io l'ho letto e merita di essere letto da tantissime persone, diciamo perché diciamo che è anche un modo di finanziare l'associazione, perché tutti i soldi che vengono incassati vanno per l'attività sportiva del gruppo. Visto che ci sono tanti argomenti, vi saluto e vi auguro una buona estate. Scusate, ancora una cosa che mi è venuta in mente: io sto tentando di far attivare qui a Torino un sottopasso da via Bertole a Corso Stati Uniti, dove c'è un grande centro di fisioterapico di Torino, e ho scritto al sindaco, ho scritto a tutti, ma nessuno risponde, perché questo sottopasso eviterebbe il giro della stazione, che è circa 1 chilometro, da fare soprattutto per noi anziani. Buona giornata e a risentirci prossimamente. Auguri. Va bene, grazie. Allora, poi ci sentiamo sabato, se vediamo un attimo. Ti ringrazio perché giustamente dai delle informazioni
interessantissime per quanto mi riguarda, e anche la gente che chiede a me di farti parlare apposta perché è contenta, dai. Ciao bello, ci sentiamo. Ciao, Grazie. altrettanto. Un abbraccio. Allora, adesso dovremmo avere in collegamento, appena facciamo tribulare Natalia, si collega con Gianni Ferigo, cioè il nostro responsabile dell'Associazione Disabili Senza Limiti, perché lui parlerà come associazione sia di sport che di cultura, e poi vi spiegherà anche come fare per acquistare il libro che lui ha scritto perché suo figlio è mancato, e ha spiegato come si era comportato e cosa stanno facendo attualmente, anche se siamo già in una stagione molto bollente, però anche loro hanno molte attività e molte cose da sviluppare, e sono anche riconosciuti a livello nazionale, e soprattutto in Piemonte penso che sia una delle, se non la prima, una delle prime associazioni che danno spazio ai disabili di qualunque tipo di problema. Penso che se Gianni è in collegamento, Natalia. Purtroppo non risponde ancora, Gianni. Non risponde ancora? No. Allora, io do la parola e ringrazio. Arturo, prendi in mano la situazione, prima ascoltiamo Gianni, eccetera, poi passiamo direttamente, tu l'ingegner Diego Cudia, per quanto riguarda la cosa che ti ho detto all'inizio, poi te la rileggo, è quella che poi, sai, qui luglio è tra 15 giorni che c'è sempre, per quanto succede, su che cosa? Monopattini, che guarda, non ti dico niente Arturo, ma anche ieri sera quello che poi te lo dico, dai. Arturo, ci sei? Sì, ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Sono qua, sì. L'argomento è sempre attuale, quello dei monopattini, perché tutti i giorni ne succede uno, no? E tutti i giorni assistiamo a questa inerzia delle amministrazioni comunali e delle forze dell'ordine che devono operare i controlli su questi mezzi. Controlli che sono dovuti perché è stata modificata la norma per l'utilizzo di questi mezzi, ma sembra che per i monopattini viga un'altra, sia in vigore un'altra normativa rispetto a quelle delle autovetture e dei motocicli. Quindi la normativa vigente sembra che non venga applicata e che non si voglia applicare per i monopattini, e succedono le cose che tu adesso racconterai. In questo contesto rientrano anche nelle modifiche normative, non ancora in Italia, di quei nuovi segnali stradali che tu ricordavi prima, no? Il semaforo bianco, oppure il semaforo per una velocità consigliata che è uguale al nostro segnale di limite di velocità, solo che al bordo verde anziché rosso, e con dentro indicata la velocità consigliata, che non sono ancora inseriti nel nostro codice stradale, e quindi sono ancora in fase di approfondimento, perché devono esistere alcune fattispecie, soprattutto per i semafori bianchi. Io non penso che in Italia esistano ancora delle realtà che necessitino questa nuova forma di segnale stradale. Vorrei sapere se c'è Diego in linea. Quando c'è Cudia dell'ingegnere, quello che hai detto tu erano altri colori, questo che ti ho detto io, e poi glielo diremo, è bianco sfondo blu, non quello là rosso, verde, giallo e bianco. Questo è un bianco con sfondo blu, ma forse dice Natalia, però lui dovrebbe già saperlo, perché Arturo dice che il segnale si può trovare nei paesi elencati e sfondi diversi. Per esempio, Arturo, senti, America settentrionale è il tipico rombo bianco su sfondo nero, mentre in Europa presenta sempre un rombo di colore bianco ma con sfondo blu
da non confondere con il cartello, quello che ti ho detto presente anche in Italia, con un grande rombo bianco che ne contiene, scusa, un altro giallo che sta a indicare la percorrenza su una strada sulla quale si ha diritto di precedenza. Io mi permetto di leggere perché non capisco quello che dico, ma sia tu che conosci perfettamente a livello tecnico e anche politico come stanno le cose, e Diego, l'ingegnere, che queste cose ce le deve spiegare bene, perché senz'altro negli stati dove lui è presente stanno studiando. Qui, Arturo, io sto parlando dell'America settentrionale, ha niente a che vedere con Torino, con l'Italia, eccetera. Però l'automobilista che è torinese si trova lì, è meglio che le sappia o no? O loro che vengono in Italia, è meglio che lo conoscono o no? Allora vediamo se Natalia è riuscita a collegarsi con Gianni. C'è? No, purtroppo non risponde. Allora andiamo avanti noi. Allora Arturo, con Diego, mettiti pure in collegamento con Diego, Natalia. Allora Arturo, volevo dirti che, aspetta, scusa per non stando bene, perdo anche la testa. Allora, parliamo pure con Diego, appena ci collega, e tu adesso mi devi spiegare, Arturo, se l'assicurazione obbligatoria per quanto riguarda i monopattini sarà attuata o no, visto che, quello che ti volevo dire di ieri, qui non solo viaggiano senza casco, senza targa, senza luci, ma viaggiano in 2 o 3 alla volta sopra, ma non uno solo, a gruppi. Quindi quando sei in strada e sei in macchina diventa un disastro, perché se ne tocchi uno la colpa è tua. Loro sono senza assicurazione, senza targa, senza niente. Quindi è successo che chi ha colpito uno di loro sul monopattino è stato condannato. Ma ti dico poi anche chi è, dove e quando. Ok, Arturo? Sì, è quello che si diceva prima. Purtroppo in Italia si promulgano molte leggi, che sono leggi ottime, però all'atto pratico manca poi la volontà di farle applicare, perché questi fatti che tu racconti e che si verificano sul nostro territorio sono dovuti semplicemente al fatto che non esistono i controlli, e quando vengono effettuati i controlli, chi usa il monopattino, soprattutto con quelli affittati da queste società di noleggio, generalmente sono o giovani o sono persone, non sono certo anziani, magari raramente, sono giovani che magari non hanno neppure il documento idoneo per circolare, perché per usare il monopattino non serve un documento. Se io quindi, agente della polizia municipale, fermo il ragazzotto giovane, i 2 ragazzotti, e questi non hanno documenti, oppure ancora di più, se li hanno ma vivono, che ne so, a Barriera di Milano, in un appartamento in affitto, che sanzione gli posso applicare quando già normalmente non rispondono in alcuni casi neppure di reati, figuriamoci per infrazioni al codice della strada. Per cui anche in questo contesto abbiamo 2 categorie di persone: i cittadini onesti, che sono quelli che osservano le norme, sono quelli che hanno il monopattino di proprietà, quindi si sono subito adeguati alla legge, e altri cittadini che purtroppo non rispettano le norme. Come sempre, come diceva Prezzolini, in Italia ci sono 2 categorie di cittadini: i furbi e i fessi, no? I fessi sono quelli che osservano tutto e pagano perché tu tutto. devi gestire tutta la trasmissione in Italia c'è già in collegamento Diego, è già in collegamento, e poi scusami, alle 11:30 si collegherà anche Claudio, quindi Arturo mi prometti che li gestisci tu? Ok, io ti ascolto se c'è qualcosa, però
c'è già Diego, che io gliel'ho detto che deve passare un po' più di 5 minuti a spiegare, perché lui parla a livello internazionale e noi, scusa, ci permettiamo e ci divertiamo a parlare a livello nazionale. Quindi c'è già Diego, mettetevi in contatto, Arturo, vai. Sì, se c'è Diego io sentirei il suo parere circa quello del segnale stradale che tu ricordavi, che vuol dire che esistono delle corsie riservate al carpooling, perché usare mezzo condiviso pare brutto, no? Usare la nostra lingua, ma corsie riservate a chi a quelle persone che usano una macchina unica. Il problema sarà poi sempre quello dei controlli. Come si fa a stabilire che in quella corsia, ammesso e non concesso che si realizzino queste corsie, che in Italia non ci sono ancora fortunatamente, corsie che necessiterebbero di questo nuovo segnale che tu ricordi, e io mi auspico che non vengano mai realizzate, è il problema dei controlli. Come si fa a controllare se non abbiamo, vedi, il controllo del territorio dalle forze della polizia municipale, non controlliamo i monopattini? Mi immagino andare a controllare se quelle 3 o 4 persone che utilizzano la stessa vettura vadano tutte a lavorare nello stesso posto di lavoro, che non siano in qualche modo turisti o quant'altro, ecco. Se Diego, chiedo a Natalia se Diego è collegato, per cui magari vorrà sentire in altre parti d'Europa dove questo segnale è già in vigore e dove sono in vigore queste corsie, come vengono controllate l'utilizzo di queste corsie. Natalia, mi dici se Diego è in linea? Sì, è in linea. Allora Diego, lascio la parola a te, così almeno puoi anche tu dare la tua opinione, visto che sei il conoscitore di quello che succede a livello europeo, al di là dei nostri confini, dove questi nuovi segnali sono già in vigore. Passo la parola a te, Diego. Innanzitutto buona giornata, buongiorno Luigi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, ben trovati. Effettivamente, allora, nel Regno Unito sono già comunque operativi segnali, sia segnali fissi, segnali quelli stradali, ecco, che i semafori. Ma come dicevo anche la volta scorsa, come si diceva così, sono anche operativi anche proprio dei corsi in Italia si chiamerebbero corsi di sensibilizzazione. Nella realtà sono delle vere e proprie ore di guida con il monopattino, ecco, perché comunque questo lo dico perché molto probabilmente sarà oggetto di discussione governativa anche a livello di Parlamento italiano, ecco. Non so dirvi quando, probabilmente è allo studio da parte della Commissione della Commissione Trasporti della Camera un qualcosa che in qualche modo regoli, come hai detto tu prima, perché non ci sono regole attualmente. Vero è che comunque ci sono situazioni molto ma molto pericolose, abbiamo visto che ragazzi e anche persone adulte si fanno molto male e addirittura perdono la vita. Le assicurazioni in Italia non sanno esattamente come considerare questi veicoli e la dinamica. Cioè, quando chiedono a degli ingegneri come me o qualcuno ci può fare la ricostruzione dinamica di questo incidente, vi dico che è molto ma molto difficile, perché comunque non sono considerati veicoli e neanche biciclette, sono dei veicoli, ci vorrebbero proprio delle normative specifiche, perché comunque il monopattino non è considerato un mezzo di trasporto e quindi è più, come sappiamo, è più una bicicletta elettrica, ma il monopattino non è un mezzo di trasporto, è un mezzo di mobilità, e quindi sappiamo bene che in Italia, insomma, questi concetti sono poi
pane per i denti dei vari burocrati. Come hai detto tu prima, Arturo, pienamente d'accordo. Si tratta di fare rispettare delle regole. Quando la gente comincerà a capire, ma anche i sindaci, ma anche devono poi fare deliberare delle corsie preferenziali, così, delle corsie per questa mobilità alternativa, perché ricordiamoci che poi bisogna anche proprio stampare migliaia di segnali stradali dove comunque viene anche poi indicato la figura, la sagoma dell'uomo uno, perché in due no, un solo uomo con un monopattino, come succede con le biciclette. Quindi questo sta ponendo un sacco di problemi. Ecco, ripeto, Londra sono già operativi, in Spagna si sta studiando delle zone private anche nella parte della città dove non c'è, delle città, ripeto, dove non c'è traffico, laddove possibile, ma attenzione, non come ho visto fare Milano, Torino, anche Roma, così, dove la gente col monopattino va in mezzo ai mercati, per esempio, dove non può andare, a meno che non scenda dal monopattino e lo porta a mano. Ecco. Nelle zone a traffico limitato, nelle zone pedonali, dovresti portarlo, comunque andare, magari avere delle zone anche solo 1 metro sul ciglio, perché sennò rischi di fare zig zag tra le persone. Non so, per esempio, visto che molti conoscono Torino, via Roma, via Garibaldi, via Carlo Alberto, tutta la zona centrale, così, bisognerebbe proprio disegnare sotto delle strisce dove chi ha il monopattino può in qualche modo transitare. C'è il problema e viene da ridere perché comunque già c'è poco spazio, le vie si intasano e i monopattini, dobbiamo fare una corsia con il doppio senso oppure una corsia da una parte e una corsia dall'altra, perché poi vengono fuori tutti questi argomenti qua, proprio per regolamentare. Comunque ripeto, per ora Spagna e Inghilterra, qualcuno, adesso che ho per le mani i dati, qualcuno si sta muovendo anche nelle grandi città tedesche, ma per il resto per ora c'è solo tanta confusione e quindi la gente va in giro come crede, in 2, in 3, con il cane, senza casco, senza assicurazione, con quello che diceva appunto Luigi Senatora prima, con tutti gli incidenti che capitano. Ecco, prego. Sì, però c'è una cosa, adesso diamo spazio alla pubblicità, però dopo ci sarà anche Claudio, quindi ragazzi io devi rispondere a quelle novità che ci sono all'estero, che stanno arrivando anche in Italia. Vabbè dai, adesso diamo spazio alla pubblicità e poi c'ho 2 cose da leggere. Sì, certo. Appena riesco 2 righe, perché da lì dovete trattare e discutere, perché voi siete lì per quello, siete gli esperti, voi siete quelli che le vivete personalmente. Allora per adesso io, scusate, ringrazio sempre Natalia perché mi fa sembrare in ordine, quindi allora Natalia vi do lo spazio per la pubblicità, a voi studio, grazie. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online.
Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Natalia. Allora, senti, appena Claudio è in linea mi avvisi che lo chiamo e lo ringrazio. Allora, ragazzi, a voi due sto dicendo che questo nuovo cartello stradale è quello dove dovete dare le risposte, perché ragazzi me ne vengono a dire. Allora, rientrano in questa lista, attenzione, auto e moto con almeno 2 passeggeri, il guidatore più 1, poi bus del trasporto pubblico, taxi, auto elettriche non in Spagna. Qui Diego o Arturo mi spiegate cosa vuol dire che questo qui per le auto elettriche non in Spagna, o a basse emissioni certificate da apposito bollino e veicoli per persone con mobilità ridotta. Quindi io leggo, ma voi allora, in alcuni casi al cartello vengono associati altri segnali che precisano la sua funzione, come l'indicazione delle fasce orarie nelle quali la restrizione è in vigore, oppure quella del numero minimo di passeggeri, 2 o 3, che devono essere a bordo per poter usufruire della corsia. Quindi io leggo perché vedo che stanno complicando le cose, o sono io che non le capisco o non le sto spiegando bene, perché quando poi venite in ufficio vi do la copia, perché io non è che scrivo, io stampo quello che gli altri fanno. Quindi ragazzi, anzi, aspetta che approfitto un attimo, perché poi andate avanti a spiegare bene voi. Claudio è già in linea, Natalia? Sì, ci sono, buongiorno. Allora Claudio, un bacione forte, spero che stai bene, perché se sei un po' in ritardo mi segui. Allora, stiamo parlando dei nuovi cartelli stradali, però vogliamo sentire anche il tuo parere, e sei collegato con l'ingegner Diego e con l'architetto Arturo, quindi andate avanti fino all'ultimo minuto, che poi chiudo io, se mi permettete. Quindi Claudio, le novità che ci sono, ma tu eri in Italia o eri fuori? Perché ci sono le novità che vengono anche da dove vai tu a lavorare, mi pare, o no? Sono in Italia. Adesso sì, lo so, le normative sono tutte emanazioni dell'Europa, quindi vanno a toccare un po' in modo diverso, anche a volte fantasioso, un po' tutti i paesi europei. Sì, è un delirio europeo. Sì, ho capito, ma adesso l'articolo che stiamo trattando, l'hai sentito o non l'hai capito? Perché questo è un nuovo cartello stradale con il rombo, però i colori sono bianco su sfondo blu, e c'è forse la cosa attualmente, scusate se ve lo ripeto, è un nuovo cartello, no? Che è un simbolo dei tempi moderni, dei nuovi modi in cui si concepisce la mobilità quotidiana. Questo si trova in Francia, Spagna e Germania, oltre che negli Stati Uniti e in Canada. Quindi attenzione, perché dà nuove possibilità per non congestionare il traffico nelle ore di punta. Quindi questo tu lo vivi, perché quando vai in macchina con gli altri. Ecco, questo è un parere che è un cartello che c'è già a parte dagli Stati Uniti. Quindi diventa una cosa, io dico subito così, terra mondiale. Ecco, che ne dite voi? Vai Claudio. Ma infatti stavo per dire, questa è l'americanata, stavo per dire l'americanata, ma mi hai anticipato. Questa è una coppia malfatta di una regola intelligente, pare, in alcune zone negli Stati Uniti, dove ci sono magari 6 corsie o 7 corsie di autostrada o di strade vicine alle città, e una parte viene destinata, che magari è un po' più veloce nei momenti di traffico, ai veicoli che hanno più di una persona a bordo, che hanno determinate caratteristiche,
e vengono autorizzate a usare quelle corsie che normalmente sono più libere. Sì, può sembrare una cosa intelligente, ma in Europa siamo bravissimi a guardare le cose che funzionano e scusate il termine, sputtanarle alla grande e farle all'europea. Una volta si diceva all'italiana, quando si parlava di cose mal fatte, le cose fatte all'italiana. Adesso possiamo dire tranquillamente che sono le cose fatte all'europea. Non so cosa ne pensano Arturo e il nostro ingegnere, ma io la penso così, purtroppo. Allora, sì, Arturo, buongiorno. Ciao Claudio, ben arrivato. Anche perché io vorrei vedere nei nostri centri storici, oltre le piste per le bici, oltre i marciapiedi per i pedoni, oltre le corsie riservate ai pullman, metti ancora un'altra corsia, praticamente si impedisce il traffico delle autovetture normali, no? Magari questo è proprio il disegno, no? Di alcune amministrazioni, quelle di impedire la circolazione di veicoli normali. E quindi esatto, ma quello è. Come? L'obiettivo pare proprio quello. Legalmente non lo possono dichiarare, ma di fatto fanno in modo che tu sei talmente incazzato che quella strada la eviti, non ci vai più. Lo sta facendo Sala a Milano da 2 mandati, lui e la sua assessora che ha deciso che le auto devono essere eliminate, e quindi tutto quello che era agevole da una vita, da quando hanno costruito Milano o Torino o grandi città storiche, oggi viene massacrato a una corsia a senso unico, con la pista ciclabile, la pista pedonale a doppio senso, con il parcheggio in mezzo alla strada, con tante logiche che, se andiamo a guardarle veramente con una logica pratica, non hanno nessun senso, e bisognerebbe andare da queste persone, prenderle per un orecchio e dirgli: scusa, me la spieghi? Però non lo so, Arturo, io non faccio politica fortunatamente, se no sarebbe un problema. No, per me prima di tutto. Fortunatamente esistono ancora in Italia persone di buon senso, quindi queste cose e questi segnali penso che in Italia non verranno mai applicati, proprio perché, come dici tu, occorrono delle città fatte a dimensione di automobile, per cui, come dicevi tu, negli Stati Uniti 6 o 7 corsie, allora sì che ne puoi dedicare una ai mezzi pesanti, una al traffico, all'autovettura condivisa, una ai monopattini, una per le biciclette. Allora sì, ma nelle nostre città penso sia una cosa irrealizzabile, come nelle nostre città saranno irrealizzabili almeno uno dei 2 cartelli, il semaforo con la luce bianca, perché vorrebbe dire che nei nostri centri storici medioevali dover mettere un sistema di circolazione intelligente e quindi in qualche modo investire delle risorse, perché queste cose qua poi costano, no? Cioè, noi vogliamo fare una cosa nuova e occorrono molte risorse, quindi quelle risorse da dove si prendono? Si prendono dalla manutenzione poi delle strade, si prendono dal non realizzare nuove circonvallazioni o nuove cose, perché i soldi servono per queste cose suggestive, per usare un termine corretto, no? Perché siamo in radio, se no avrebbe un'altra definizione. E quindi capisci che tutte queste cose e quelle che legge Luigi, non viene messo il costo poi, il costo di realizzazione di queste infrastrutture. In Italia non abbiamo ospedali vecchi, e pensiamo a mettere in campo, a realizzare corsie per l'auto condivisa, per la mobilità condivisa. Già la stupidaggine delle corsie riservate ai monopattini o le famose piste ciclabili messe in zone dove nessuno usa. Oltretutto piste ciclabili io ho visto in alcuni casi fatte sia in una corsia che nell'altra, quando basterebbe usare una pista ciclabile con il doppio senso leggermente più larga. Invece no, se ne fanno 2 proprio per togliere ancora spazio alle automobili, per cui
e poi ci lamentiamo se le nostre case automobilistiche non vendono più le auto. Noi in qualche modo costringiamo la gente a non comprare più le autovetture, perché con tutti questi nuovi sistemi la gente dice: ma cosa mi compro un'autovettura se poi non la posso usare, tra i vari euro, tra gli aumenti della benzina, tra tutte queste norme che mettono in campo solo per dare fastidio alle persone. E allora io non investo più il mio patrimonio, non potrò neanche più usare il taxi, perché in qualche modo adesso i taxi dovranno essere tutti elettrici, e vedrai che il prossimo obiettivo è quello di eliminare i taxi come noi li intendiamo, no? Negli Stati Uniti le autovetture senza conducente, ma metteremo in campo delle azioni in cui proprio uno dovrà per forza usare i mezzi pubblici, ma nelle altre realtà europee che si citavano i mezzi pubblici almeno funzionano. In Italia voglio vederla nelle nostre realtà come potenziare la rete infrastrutturale, quando, e ti faccio l'esempio di Torino, per costruire una linea di metropolitana ci impieghiamo 10-15 anni, no? E allora fra 15 anni come ci muoveremo? Queste persone non hanno idea, vivono nella loro ideologia e non vivono il mondo reale dei cittadini, per cui io ritengo che proprio ci saranno i cittadini stessi, no, che si ribelleranno. Io spero che un colpo di reni lo diano il prossimo anno, cambiando quelle amministrazioni che hanno, come dicevi tu, ricordato tu Claudio, che hanno penalizzato l'uso dell'autovettura. Io non lo so in Europa, e qui chiedo a Diego se la situazione è identica oppure c'è un coinvolgimento dei cittadini in queste nuove soluzioni di mobilità, perché da noi vengono imposte dall'alto e a volte senza la conoscenza dei cittadini. Io spero che nelle altre parti d'Europa siano delle scelte condivise. Diego, cosa ne pensi? Sì, per rispondere anche a quello che diceva Luigi prima, anche che avete detto poc'anzi, così, allora anch'io faccio affidamento sul buonsenso delle persone, perché quando sappiamo bene che le nostre belle città, quelle italiane, che sono le più visitate al mondo, così, sono super intasate, e tra l'altro tu da architetto lo capisci, ma lo capiamo poi, quando poi devi andare a variare la velocità di una strada che è diventata pedonale e permettere a gente che viaggia ai 20 all'ora su dei monopattini, che poi non riesce più a mantenerli, va contro le persone, e poi magari chiamano gente come me per fare la ricostruzione dinamica dell'incidente perché uno è finito contro una vetrina, oppure per evitare un cane, oppure per tante altre cose, oppure solamente perché non riesce più a portare questo mezzo qui, o perché parla lo smartphone. Capite che si capisce che sono tante le varianti che entrano in gioco per definire questa cosa. In Francia, per esempio, è notorio, ma anche capita ancora adesso, quando parlavi del buon senso, che se non ti fermi tu autista, se non ti fermi alle strisce pedonali, ti devi beccare proprio la sgridata del passante che passa, che sia un bambino, una persona adulta, un professionista, una signora con il cane, e quindi così come ti devi beccare, e molti, tra l'altro ho visto molti italiani che si adeguano a questa cosa. Ti devi beccare il rimprovero della persona che ti dice prendi e raccogli le feci del tuo cane e buttale nel cestino, anche perché c'è il cartello sotto, oppure spegni il motore perché sei in vista di un passaggio a livello. Io ho visto fare anche polizie municipali che non spengono la macchina proprio sotto il passaggio, sotto il cartello, però ripeto, quel leggero buonsenso. Purtroppo in Italia rischi che poi qualcuno esce dalla macchina e va a finire come abbiamo visto ultimamente, ecco, proprio a lite, e anche magari ci scappa, se non dico il morto, ma il ferito o la ferita grave, ecco. Io
sono fiducioso, anche perché poi è una questione pratica, intendiamoci, lo vediamo, ecco. Ormai le città e le grandi vie sono intasate e quindi prima o poi qualcosa deve proprio succedere. Ecco. Per ora a livello europeo, come diceva appunto Lipodio prima, c'è solo tanta confusione. Sono arrivate queste cose dall'America. Sembra che noi nasciamo adesso, come pure il codice della strada l'ha inventato l'Europa, e lascio la parola perché è tutto detto. Ecco. Vedremo nelle prossime settimane per rispondere anche a quello che dice Luigi Senatore. Vi lascio volentieri la parola e magari vi saluto perché forse siamo già agli sgoccioli. Prego. Sì, siamo verso la fine. Grazie ingegnere. Sì, sono sempre interessanti le sue valutazioni perché sono molto puntuali e chiare. Grazie davvero. Sì, in effetti c'è molta confusione perché ognuno dice la sua, ma nessuno guarda davvero o va a chiedere a chi vive quel posto e a chi vive a come si può vivere quella nuova regola. Nessuno chiede a chi deve vivere se questa cosa va bene. Questo è folle. Cioè, adesso vogliono adeguare la segnaletica per fare in modo che le automobili elettriche di nuova concezione, quelle con la guida autonoma, possano capire se sono in un posto o in un altro. Con tutti i sistemi elettronici che hanno, se io compro una macchina e ho i soldi da spendere perché questa macchina vada da sola, faccio in modo che abbia il software per farmi andare con tutta l'adeguata sicurezza, ma non devo stravolgere una città e la segnaletica di una città per 4 autovetture. Questa è follia, purtroppo dettata da chi? Da chi ha il mercato, da chi ha i soldi, da chi vuole uno sviluppo futuro, però non può penalizzare chi lo sta vivendo in quel momento. Questa dovrebbe esserci e qui dovrebbe esserci un'amministrazione comunale forte, una regione forte, uno Stato che non si piega e che dice: a casa mia si viaggia con questa regola, punto. Ma questo non lo fanno purtroppo e io sono sempre più demoralizzato da questo punto di vista perché vedo le regole andare in una direzione non bella. Arturo, poi ti chiedo una cosa: ho sentito in una delle tante cose che ascolto un commento di Briatore che mi ha fatto molto pensare. Stava rientrando dall'ultimo Gran Premio in Italia, e viaggiando in autostrada in Italia si è fermato e ha detto: ragazzi, ho viaggiato per tot minuti, non mi ricordo se per 10 minuti o di più, non ho incrociato e non ho nel mio senso di marcia neanche un marchio italiano. Ragazzi, facciamoci una pensata anche questa cosa. Una volta c'erano le Fiat, c'erano le Renault, c'erano le Audi, no, le Audi sono tedesche, che ci sono ancora adesso, ma c'erano le Alfa Romeo, c'erano le Lancia, c'erano le Innocenti. Oggi non c'è più niente. Fate un pensiero, dove sono finiti tutti questi marchi? E purtroppo chi è che li ha fatti morire? Perché non siamo soltanto noi a scegliere di non comprarle più perché erano buone macchine. Non ci sono più. Non essendoci più si compra qualcos'altro e questo è il danno primo di questo paese. Perché nessuno fa niente? Arturo, perché nessuno fa niente? Bella domanda. Noi abbiamo avuto l'automobile italiana che finché c'è stato un personaggio come Marchionne poteva dire la sua sui mercati internazionali. Con questa nuova dirigenza l'abbiamo venduta ai francesi, nonostante noi si sia mantenuta la presidenza in Italia. Fin quando c'era lo Stato che finanziava, quindi con i nostri soldi si finanziava la costruzione delle autovetture, c'era la possibilità di avere sul mercato i nostri marchi. Adesso invece cosa succede? Che non solo abbiamo marchi europei e non più italiani, ma vedi dalla reclama in questi giorni delle autovetture, oramai il mercato è solo nelle mani delle autovetture cinesi. Quindi quando la politica non mette dei vincoli alle importazioni di autovetture fatte da sistemi a cui noi non possiamo fare concorrenza, perché il costo del lavoro è più basso, le condizioni di lavoro sono diverse, la sicurezza sul lavoro è completamente assente, magari
e quindi i nostri imprenditori, anche chi volesse in qualche modo mettersi lì a costruire un'autovettura, non può competere con un sistema dove non vigono le stesse regole. È come fare la gara dei 100 metri, io con 2 gambe e tu con una stampella. Siamo così, la stampella sono tutte le norme giuste che hanno messo per la tutela dei lavoratori, per la tutela dell'ambiente, che le nostre industrie europee applicano, quelle italiane le hanno sempre applicate, mentre da altre parti non le applicano. E quindi non riescono a far capire alla gente che questa è concorrenza sleale. E la politica, vuoi europea, vuoi il mercato globale, ha lasciato spazio alla Cina per far morire i nostri sistemi industriali. L'hanno fatto per altri prodotti italiani, pensa alle pentole, pensa a tutto il settore che c'è nel Verbano Cusio-Ossola, quello delle pentole, e l'hanno fatto per gli elettrodomestici. Avevamo fabbriche che insegnavano al mondo a costruire le nostre lavatrici, i nostri frigoriferi. Adesso o sono cinesi o sono turchi. Quindi se la politica non capisce queste cose, che questo impoverisce, perché non possiamo solo esportare tecnologia e ci dovrà essere anche l'operaio che non ha studiato, che deve vivere, che deve produrre qualcosa. Per cui Arturo, qui hai detto, scusami, hai detto la parola magica, la politica. Ma quando la politica io la politica la generalizzo, non faccio nomi e cognomi delle persone, ovviamente, ma quando la politica, che sia italiana o europea, peggio ancora perché è quella europea che oggi prevale, una volta l'Europa era il parcheggio di quelli che non andavano via dalla politica nazionale, no? Era il parcheggio degli scomodi, mandiamoli in Europa, no? Leviamoceli era un altro modo per dire leviamoceli. Purtroppo nel tempo hanno creato il Parlamento dei parcheggi, no? I parcheggi delle persone scomode, e gli altri che sono quelli che decidono cosa devono fare questi signori scomodi. E adesso abbiamo tutte queste norme strane. Abbiamo un bel problemone, ma il problema è che quelli che decidono oggi in Europa sono quelli che si pigliano il 10% su quel mercato lì, non gliene frega dove viene prodotto. L'importante è che gli arriva la provvigione, chiamiamola, e quindi arrivata la provvigione, che arrivi dalla Cina, che arrivi dal Pakistan o dalla Turchia, chi se ne frega, si è chiusa una fabbrica italiana, sì, ma quella là il 10% di provvigione non me lo dava, quindi chi se ne frega. Peccato che l'azienda italiana magari aveva 20.000 persone come dipendenti, che sono italiani, che adesso si inventano qualcos'altro o hanno vissuto per anni di reddito, anche quello, altro regalo imbecille che abbiamo fatto negli anni passati. Ci sono tante cose che hanno sbagliato nella politica, forse per me farei un periodo di tregua dalla politica e dalla democrazia, ma io fortunatamente non faccio politica, posso solo scegliere a un certo punto di andarmene perché cedo le armi. Arturo, è pesante sto periodo e i marchi italiani sono scomparsi, sono veramente dei loghi prodotti altrove. Guarda la Topolino, il casino che è venuto fuori quando sono arrivate le prime, quella scatolotto di piccolino che fanno adesso come Topolino, non intendo quella vecchia che era un gioiello, ma quella di adesso che mi sembra che è prodotta in Nord Africa, non so se in Marocco o dove sia, e c'è stata la polemica perché arrivava come marchio Made in Italy con la bandiera italiana e non era prodotta in Italia, e non è prodotta in Italia. Queste cose devono essere conosciute, capite e digerite. Non lo so se si digeriscono queste cose. Che dici, Arturo? Probabilmente hanno interrotto la trasmissione. Senti Claudio, è tutto vero quello che dici, noi ringraziando questa radio spieghiamo le cose a chi ci ascolta, perché poi dirò l'ultima cosa prima di chiudere, che purtroppo siamo già arrivati a mezzogiorno, che da noi vengono, e poi Arturo mi dovrà spiegare come fare perché in settimana verranno lì da lui, che vengono a contestare le multe prese su autovelox non omologato. Quindi certo, attenzione, perché
è dal 28 aprile 2024 che c'è già questa cosa, ma la gente, vedi, se non, ma qui abbiamo avessimo fatto questa radio non qui lo Luigi, saprebbe. Dimmi. Luigi, scusami, qui abbiamo un grande lavoro fatto con un'associazione, con Mario Gatto, e si è fatto un grande lavoro e ultimamente sta vincendo quasi tutti i ricorsi sempre su questi argomenti, quindi si è fatta talmente tanta storia, talmente tanto lavoro che adesso i tribunali, i giudici di pace stanno dando ragione a tutte le volte che si fa ricorso, quindi ci sono luoghi dove non era autorizzato, non era omologato, si usavano strumenti non regolari e quindi anche la lettura della velocità magari era farlocca e i ricorsi si vincono sempre. Sì, però la gente lo dobbiamo dire, Claudio, dal Certo. 18 aprile del 24 sono quasi 2 anni, no? E quindi la gente che prende le multe da autovelox non omologati, prima di tutto deve capire quando non sono omologati e come sono, e poi a chi rivolgersi. Ecco perché mi permetto di dire a chi desidera avere informazioni di venire da noi. A proposito, Claudio, sabato prossimo ci sentiamo interamente perché toccherà a voi discutere di cose ben più pesanti e siamo arrivati al termine, Claudio. Io ti ringrazio e ci sentiamo dopo che ti chiamo, per piacere, perché ho 2 cose da chiederti e intanto lasciamo poi un minuto per chiudere la trasmissione. Vai, Claudio. Un abbraccio a tutti voi, grazie per questo spazio. Sabato prossimo avremo da lavorare molto, quindi vedremo di dare ancora più informazioni, parleremo un po' di più di ACP perché ci sono delle belle novità e quindi finalmente le possiamo portare avanti e ne parliamo. Abbiamo bisogno sempre di voi, ci sentiamo presto. Luigi, a te per la chiusura. Grazie. Allora io mi rivolgo a Natalia, Radio Libertà, che siamo in chiusura, vi ringrazio. Come vedete c'è molta gente che viene, vabbè, io ripeto, è trasporto, poi le soluzioni come l'ingegnere Diego che conosce benissimo in Europa o l'architetto Arturo Caligaro che oltretutto può dare anche un'assistenza politica, quindi ha a che fare con gente come lui, e mentre noi, vi ricordo, siamo un'associazione di volontariato chiamata Ufficio Rapporti Sociali. Ci trovate a None in via Volvera 3 chiamando 328 07 15 232. A quel punto io vi dirò, i nostri colleghi vi diranno come e quando potete venirvi a trovare. Adesso io vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo il nostro motto e il motto di tutta la nostra associazione, che è quella di: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Un bacione a tutti, un ringraziamento a Natalia, Radio Libertà, e grazie molto, ci sentiamo sabato prossimo. Un abbraccio a tutti, grazie a voi studio. Avete ascoltato